I primi 2 episodi raccontano le vicissitudini personali di Andromeda e di Pegasus, che si sono ripresi dopo lo scontro con Ada e gli Spectres. Andromeda ritrova la sua amata Nemes, mentre Pegasus riesce ad uscire dal coma in cui era precipitato per colpa del Re degli Inferi. Kiki, hai capito di cosa si tratta? Eh sì, la nostra Fiori di Luna aspetta un bambino. Ma questo è un giorno davvero meraviglioso. Scopro che avremo un figlio e che il nostro amico Pegasus finalmente si è destato dal torpore che lo imprigionava. Sono così felice. Vorrei che il maestro fosse con noi. Ma che... Ma ci sono io! Fiore di Luna! Percepivo la tua vile presenza. Che cosa ci fai qui? Caro vecchio Sirio, all'inferno sono amico un po' di tutti e a quanto sembra ho ottenuto la preziosa possibilità di tornare. Mai ho provato un risentimento così forte per un avversario, mai come in questo momento, Cancer! Non avrò pietà di te! Ultimo! Rojan Shoryuken! Ti farò ugualmente fuori! Strati di spirito! Ora Sirio, ora Sirio. Colpo segreto del drago nascente! Nanda! Gold Cross たちが再び輝き出した！ゴールドセイントが全て蘇った。 Questa è l'ultima possibilità che ho. Dopodiché sarò barricato negli inferi. Dovrò pagare per ciò che ho fatto in vita. Diciamo pure con qualche piccolo interesse, visto che mi toccherà patire per l'eternità. Grazie, Kiki. Guarda che Fiori di Luna è qui con me, sta benissimo. Dannato ragazzino, che cosa hai fatto? Ho solo usato i miei poteri.
Esmeralda. Phoenix, questo è l'ultimo giorno. Se oggi mi batterai, il titolo di cavaliere sarà tuo e diventerai il più forte guerriero di tutti i tempi. Sei sempre stato un duro dal cuore tenero, Phoenix. Che ci fai qui? Dopo la morte di Arles non sai a chi fare da leccapiedi, Jiggers? Dopo essere stato destituito dal grande sacerdote, nel giorno in cui hai deciso di tradirci, ho attivato il mio piano. E abbiamo atteso. Abbiamo? Abbiamo atteso che ci liberaste da quell'usurpatore di Arles. Abbiamo atteso l'esito della battaglia contro Nettuno. E infine, abbiamo sperato per la vostra vittoria contro quel fanatico di Ad. Chi c'è con te, Jiggers? Parla! Maestro. Sì, Phoenix, il tuo odiato maestro è tornato dal regno dei morti. Credevi di essere l'unico a poter tornare, stupido cavaliere? Dove mi trovo? Sono morto. E dunque questo è il paradiso dei cavalieri. Il paradiso dei cavalieri. Così lo chiamate sulla terra. E tu chi saresti? Un'allucinazione? Salute a te, Phoenix, cavaliere della Fenice. Il mio nome è Pan. Bene. Il mio compito era portarti fin qui. Esmeralda. Sei tu. Phoenix, ti vorrei qui con me, ma non è ancora il tuo momento. Risorgi, Fenice. Combatti per le cause in cui credi. No, Esmeralda. Non mi interessa più niente. Voglio solo stare con te. Non posso permetterti di morire. Esmeralda, io non combatterò più nessuna guerra. Non c'è più bisogno di me. Ma chi sei tu? Quasi non ti riconosco. Il Phoenix che conoscevo io non avrebbe mai parlato così. Un cavaliere a cui non è stato concesso di poterti insegnare il più potente tra i colpi segreti. Per te lui è il più pericoloso di tutti i cavalieri incontrati finora, perché più lo colpisci e più diventa forte. Sta attento, amore mio. Ali della Fenice! Cosa? Non tutti i cavalieri vanno combattuti con la violenza. Alcuni richiedono grande forza d'animo. Io ti perdono, maestro. Crystal, qualcosa ti turba? No, è tutto a posto. Siete la mia felicità. Crystal, è un'urgenza. Professor Riegel, cosa succede? Ho bisogno che tu ti rechi in un ghiacciaio non molto distante da te. Sei un cavaliere? Non proprio. Sono il messaggero di un nuovo messia. Il vostro mondo sta per finire! Inizierà una nuova era! Cosa vai farneticando?
Ora ti sistemo io. No! Non ce lo impedirai. Tutto qui? Inginocchiati al mio cospetto, misero mortale. Non mi hai permesso di bere in santa pace una cioccolata calda con i miei cari e ora pretendi pure che mi inginocchi. Aurora del Nord! Avresti fatto meglio di inginocchiarti al mio cospetto. Ma chi sei? Baal, demone primordiale. E tu non sarai più nessuno. Crystal. Eccolo! Crystal. Ma che cosa ti è successo? Una presenza oscura minaccia la pace. Devo raggiungere gli altri e tornare a combattere. Una nuova battaglia è appena cominciata. Devo vincerla per tutte le persone che amo.